Valeria Mantovan, sindaco di Portoviro, presentazione alla sua città della sua candidatura all'Europarlamento. Tra l'altro una sala gremitissima, quindi Portoviro ha risposto positivamente sia alla sua candidatura che al suo richiamo. Cosa si devono aspettare? Sostanzialmente riconoscenza, gratitudine e impegno, perché la risposta che mi ha dato la mia città questa sera per l'ennesima volta è dimostrazione di una grande fiducia e quindi ha una grande responsabilità che è quella di non tradirla. Ecco, lei ha elencato tante cose fatte durante questi 2 anni di sindaco. Se arriverà in Europa noi glielo auguriamo, sarà la nostra rappresentante polesana. Il Polesine cosa le chiederà secondo lei? Allora, il Polesine ha tantissime eccellenze da promuovere, tutelare e difendere. Penso alla pesca, penso all'agricoltura, ma penso anche alle nostre imprese, alle nostre case, ai nostri proprietari, quindi a tutta la normativa green che vorrebbe in qualche modo imporci in brevissimo tempo di fare degli efficientamenti energetici al momento con le tasche dei contribuenti. Quindi abbiamo una serie di interventi molto corposi da portare avanti, interessi da tutelare, finalmente anche i nostri interessi locali, visto che non abbiamo mai avuto un eurodeputato polesano, e io credo che la sensibilità che la nostra gente ha per il proprio territorio non ce l'abbia nessun altro.